Attimi di paura al comune di Casteltermine, un pensionato di 62 anni ha fatto irruzione nel palazzo del municipio armato di pistola. L'uomo nascondeva in tasca una calibro 38, aveva chiesto di parlare con il sindaco per avere spiegazioni su alcuni sussidi chiesti in passato. Dopo l'attesa si è reso conto che nessuno poteva ascoltarlo ed è andato in escandescenze. Ha iniziato a chiedere con insistenza di essere ricevuto, ma nessuno poteva immaginare che nascondesse una rivoltella dentro il giubbotto. Un vigile, insospettito dalla concitazione del pensionato, intuendo che la situazione potesse degenerare, ha subito allertato i carabinieri della locale stazione. Ai militari giunti sul posto è balzato subito agli occhi un rigonfiamento all'altezza della cintura dei pantaloni dell'anziano, così hanno messo a punto il piano di intervento. Dopo aver indossato i giubbotti antiproiettile, armi in pugno, lo hanno immobilizzato sotto lo sguardo stupito e impaurito dei cittadini presenti nella sede municipale. Da una tasca è saltata fuori una pistola a tamburo calibro 38 con matricola brasa carica con 5 colpi, pronta a fare fuoco. Il pensionato è stato arrestato per porto illegale di arma da fuoco clandestina e accompagnato in carcere. L'arma è stata sequestrata per essere sottoposta ad accertamenti balistici a cura dei carabinieri del RIS. Indagini in corso.